Bentornati a un nuovo appuntamento con Buongiorno Verona. Siamo in diretta con voi per parlare del tema del giorno di oggi, che lo ricordiamo è la situazione nel mondo lavorativo a Verona e in Veneto. Il mondo del lavoro infatti già non troppo dinamico nel 2019, quest'anno con il diffondersi della pandemia da Covid e il conseguente lockdown ha subito un contraccolpo non indifferente, con le aziende spesso rimaste chiuse e quindi in perdita. I dipendenti sono stati messi in smart working o in cassa integrazione, mentre i licenziamenti sono stati bloccati dal governo a partire da marzo e in teoria fino al 31 dicembre del 2020, salvo proroghe che potrebbero arrivare nei prossimi DPCM. Stando ai dati di Veneto Lavoro, nei primi 9 mesi del 2020 nella nostra regione sono stati persi circa 50.000 posti di lavoro rispetto al 2019 e si è registrato un calo delle assunzioni, ossia circa il 47% in meno. Per parlare di questa tematica e quindi fare una panoramica della situazione lavorativa nel Veneto, siamo in collegamento telefonico con Tiziano Barone, direttore di Veneto Lavoro. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, secondo i vostri dati pubblicati sul report trimestrale La Bussola, come dicevamo in apertura, sono stati persi circa 50.000 posti di lavoro nei primi 9 mesi del 2020 e solo a Verona si tratterebbe di circa 12.000 posti. Ora com'è la situazione nella nostra regione? Allora, la situazione che noi abbiamo rilevato facendo il confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente, quindi del 2019, ci porta ad oggi ad avere una riduzione di posti di lavoro di 44.500, che sono i posti di lavoro che mancano rispetto all'anno precedente. Ho capito. Ecco, per quanto riguarda i licenziamenti che sono bloccati per il momento fino a gennaio 2020, cosa succederebbe se questo provvedimento non venisse prorogato ulteriormente? Potremmo parlare di una situazione drammatica per migliaia di persone. Quali sono le categorie più a rischio? Allora, per quanto riguarda una riflessione sul tema licenziamenti, noi abbiamo già fatto tempo fa, a luglio, una prima analisi a partire dai dati che avevamo sui codici Ateco e quindi sul lockdown e quindi sul successivo periodo, in cui avevamo verificato circa 10.000 ulteriori licenziamenti rispetto a quello che già normalmente veniva rilevato. C'è da tener conto che rispetto all'anno precedente, cioè all'anno scorso, per il medesimo periodo, fino a settembre 2019 ci sono stati 40.000 licenziamenti tra i vari licenziamenti e non parlo di dimissioni. Al momento siamo sostanzialmente a circa 20.000, quindi rispetto all'anno precedente siamo sotto di 20.000 licenziamenti, che non è un dato negativo. Certo. Ecco, con il nuovo DPCM di ieri sera, come dicevamo, il Premier ha chiesto di portare inoltre la quota di persone in smart working dal 50 al 75%. Condivide questa linea e potrebbe rappresentare, secondo lei, uno svantaggio per le aziende? Guardi, se il problema dello smart working è di utilizzare questa forma organizzativa per evitare di utilizzare il trasporto pubblico, il problema credo sia di rafforzare il trasporto pubblico e di usare bene lo smart working. Questo vale sia per il pubblico che per il privato. Io credo che sul tema dello smart working siamo appena all'inizio, nel primo capitolo di un'analisi seria organizzativa che va fatta in ogni ente. Certo. Ecco, se si dovesse tornare a un nuovo lockdown, come paventano alcuni esperti, come hanno paventato alcuni esperti nelle ultime settimane, quali sarebbero le conseguenze per il mondo lavorativo nella regione Veneto? Guardate, se noi andiamo a vedere cosa è successo dal 23 di febbraio al 5 di maggio, di fatto abbiamo perso tantissimi posti di lavoro. Oggi con i 44.500 che mancano all'appello abbiamo recuperato più della metà, ma noi in quel periodo lì eravamo andati sotto moltissimo. Di conseguenza un lockdown sarebbe un'esperienza molto negativa per il mercato del lavoro, soprattutto pensando che un utilizzo massiccio della cassa integrazione e quindi con l'assenza
sul lavoro incide poi sull'occupabilità delle persone nel momento in cui al ritorno non trovano più l'azienda disponibile a procedere con il lavoro. Certo, certamente. Noi abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione. Ringraziamo Tiziano Barone, direttore di Veneto Lavoro. Grazie per essere stato con noi oggi e alla prossima. Grazie a voi, arrivederci. Benissimo, allora noi vi diamo appuntamento come sempre a domani mattina alle 7:15 con i nostri servizi utili, la nostra rassegna stampa e nuove interviste per il tema del giorno. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.